Assessore, dopo un lungo lavoro di mesi di ascolto degli stakeholders del mondo della scuola, ma anche delle autonomie locali, è stato approvato oggi il piano per il dimensionamento della rete scolastica. Quali sono le novità? Innanzitutto in provincia di Udine il cinese all'Uccellis, cinese che nel liceo classico europeo c'era già come opzione dell'autonomia della scuola, ma che trasformando quella sezione invece in liceo scientifico internazionale diventerà lingua d'ordinamento e fino a quando non verrà introdotto nell'ordinamento si partirà con la sperimentazione, quindi senz'altro un elemento positivo e una novità positiva per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Poi per quanto riguarda le autonomie nei paesi di montagna abbiamo ritenuto, nonostante in qualche caso vi fosse il parere contrario dell'ufficio scolastico regionale, di mantenere laddove possibile tutti i presidi di scuola, perché sappiamo che la scuola fa parte della comunità, è un elemento intorno al quale la comunità si riunisce. E ancora per quanto riguarda le richieste di licei scientifici ai quali scientifici sportivi ai quali l'ufficio scolastico regionale ha dato parere negativo, proviamo ancora a fare delle verifiche e a cercare di riaprire il tavolo con l'ufficio scolastico regionale in maniera tale da rispondere a quelle che sono le esigenze di Maniago e di Gemona e ancora di vedere se è possibile avere dei corsi serali laddove abbiamo ancora parere negativo. In pratica abbiamo mantenuto laddove possibile tutte le scuole in vita, ragionato su nuovi percorsi, penso al percorso di ottica per esempio, ma non solo, e cerchiamo anche nel caso in cui non siamo ancora riusciti a centrare l'obiettivo di raggiungerlo con un supplemento di ragionamento e di relazione.